L'attenzione è cambiata nel senso di assicurare la massima trasparenza, perché, sia perché le norme lo richiedono e lo impongono, ma sia perché la partecipazione scoraggia fenomeni di mala gestione. Poi è anche vero che per comunicare bisogna saper comunicare, perché si corre il rischio che una eccessiva informazione determini un inquinamento da eccessiva informazione e quindi disorienti le persone che vanno a cercare l'informazione. Bisognerebbe che fossero molto meno nel numero e molto semplici nella consultazione, molto più mirate. Questi incontri sono importanti perché ci si conosce e ci si confronta sull'applicazione delle norme anche in altre realtà. Questo è il vero valore di questi incontri.